Per Generazione Non Stop, ragazzi, lo riconoscete, lui è Mario Fargetta. Ciao Mario. Ciao a tutti. Da quando hai cominciato ad ora, cosa è cambiato? A parte qualche ruga in più, un po' di anni in più, a parte il matrimonio, cosa è cambiato sostanzialmente anche per la musica? Beh, stiamo parlando di parecchi anni, la musica è cambiata, si è evoluta, adesso siamo molto elettronici. Prima eravamo tanto house, quindi la musica cambia, la tecnologia cambia, è cambiato tutto. E la gente che balla? La gente che balla c'è sempre, la gente balla sempre. Cambiano i luoghi, ma la gente balla. Comunque anche da parte vostra è un po' difficile comunque andare dietro alla moda, è complicato seguire o cercare di accontentare i gusti della gente musicalmente parlando. Lì il trucco è quello, è capire di riuscire ad andare dietro la moda. È facile? Oppure comunque a volte... Non è facile, ci vuole del lavoro, però se vuoi continuare a stare sulla barca devi farlo. Tanti tuoi colleghi sono spostati su M2O, Fargetta è rimasto Radio DJ. E meno male. Meno male, se no andavo via pure io. No, ma io tanto non ho intenzione di andare via, cioè io sto a Radio DJ. Non ti muovi completamente. No, sto lì tranquillamente. L'amico Linus, diciamo, non ti fa scappare più che altro. Ma sì, ma va bene, fino a quando c'è questa collaborazione intensa va bene. Andiamo sul privato di Fargetta. 2 bimbe, mogliettina. Com'è Fargetta in famiglia? Il papà Fargetta. È come tutti i papà d'Italia, è un papà, quindi... Un uomo di poche parole, non si scopre più di tanto. Ma tanto non serve parlare molto, l'importante è dire quello che serve. Ok. Ultimo singolo, The Radio. Sì, The Radio è il singolo che precede l'album di Get Far. E speriamo bene per questo singolo perché comunque la canzone è bella, c'è un sample di Branduardi e speriamo che possa lanciare appunto l'album. Cosa troveremo all'interno dell'album? Ci sarà Shiny Star, ci sarà All I Need, che sono i vecchi dischi, e poi ci saranno tutta una serie di dischi inediti che poi serviranno per far uscire i vari singoli poi da qua a 2 anni. A tutti voi che state guardando Generazione Non Stop da Get Far Fargetta, ciao a tutti. Grazie Mario. A te, figurati. Okay.